Nuovi ospiti e nuovi cimeli arricchiscono il Museo del Calcio Siciliano di Nodonia a San Pier Miceto. Infatti hanno fatto visita al museo gli amici di Monforte, Carmelo Sframeli, che ha giocato per oltre 20 anni proprio nella CER Monforte e ha un record tuttora imbattuto, in quanto tutta la sua carriera calcistica è stata svolta nelle file della CER Monforte, dalle giovanili sino a quando ha abbandonato il calcio, quando diciamo ha appeso le scarpe al chiodo. Quindi è un record che difficilmente verrà battuto per fedeltà alla maglia gloriosa della CER Monforte, che all'epoca era azzurro e bianco. E accompagnare Carmelo Sframeli c'era anche il presidente della CER Monforte, Ciccio Giorgiani, presidente che è stato per circa 30 anni alla guida della CER Monforte. A consegnare il cimelio sono state proprio Carmelo Sframeli e Ciccio Giorgiani, che hanno dato la maglia numero 5 che indossava all'epoca Carmelo Sframeli, e l'hanno donata molto volentieri al museo. Ad accompagnare Carmelo Sframeli e Ciccio Giorgiani c'era anche la giornalista della Gazzetta del Sud Serena Sframeli, la quale ha collaborato nel realizzare questa intervista. Allora, ci troviamo al Museo del Calcio Siciliano di Nodonia, ben allestito, è un piacere poter ammirare tutti questi ricordi. Abbiamo oggi due vecchie glorie della CR Monforte, un calciatore e un ex presidente. Abbiamo qui la maglia che ci è stata portata da Sframeli, ex calciatore della CR Monforte, che ci racconterà ora qualcosa degli anni passati con questa maglia. Beh, questa è una maglia credo che sia l'anno 82, 1982, della CR Monforte. Sì, 82-86. Quindi una maglia che era, diciamo così, un onore indossare, anche perché allora come calciatori di Monforte eravamo in pochi a giocare in prima squadra, il resto era tutta formata da calciatori che venivano da vari comuni del Messinese. Però è stata sempre una maglia che abbiamo indossato con rispetto e onore, portando avanti il nome di Monforte. E qual è stata la partita più bella con questa maglia? Ma la partita, una delle più belle, è stata quando abbiamo vinto il campionato e siamo andati in prima categoria. Allora, nell'ultima partita in casa, noi calciatori, siccome avevamo un pubblico abbastanza folto, toglievamo le maglie per darle in regalo ai nostri supporter e passava dietro il nostro presidente a riprendersi la maglietta per non distruggere una divisa. Il nostro ex presidente della CR Monforte, che vuole dire questa esperienza di tutti quegli anni passati? Voglio dire che i giocatori di Monforte erano i primi selezionati, come Carmelo Sframele, Pasquale Cannessà, Peso Sframele, Pippo Saia, Pippo Pino, e Fratelli Micali. Mario e Nino Micali. Questi erano gli elementi validissimi che avevano gloria per Monforte, avevano nel sangue il Monforte. E c'è stato un momento in cui hai pensato di lasciare la squadra, abbandonare, o è sempre stata vissuta con entusiasmo? E dopo un periodo di tempo ho dovuto lasciare per forza la squadra, perché gli anni c'erano, dopo 35 anni ho dovuto lasciare la squadra. E la differenza fra il calcio di allora e il calcio di ora con questa prima categoria? Il calcio di allora in prima categoria era la promozione, la Serie C di oggi. Il calcio di oggi, la prima categoria e la terza categoria di una volta. Cambia del livello. È proprio vero. Sì. Ora non si ama più la maglia come a quei tempi, o no? Ormai tutto per soldi fanno, tutti giocano, non hanno quella volontà che c'era una volta, che venivano a campo e davano tutto per l'anima del paese. Diciamo, prima c'era una selezione praticamente, non è che in squadra potevano salire chiunque a giocare, quindi avveniva una selezione e poi
allora si facevano 2 allenamenti alla settimana e non si mancava mai agli allenamenti, si era Puntuali, sempre puntuali, puntuali, anche quando puntuali. mancava la corrente c'erano le 2 macchine con i fari accesi Sì, per sì. continuare a farci fare l'allenamento e quindi diciamo così è stato diciamo così, un giocare per il proprio paese che ti rendeva felice, anche perché indossavi i colori della Poi- città di Monforte. Il Mariano Donia dava sempre una spinta in più. Mariano Donia, io ci ho giocato insieme. Io dico, aspetta, come campo. Al Mariano Donia, che vabbè, la spinta in più era tutto diciamo così, dal pubblico, sì. perché i tifosi ci venivano anche, ci seguivano anche in trasferta, quindi c'era un attaccamento. Io ricordo le sere quando dovevamo giocare, alle 10 già la gente, anche se eravamo in piazza o al bar, ci diceva ehi, andate a casa che domani c'è la partita e quindi c'era un controllo Severo. proprio severo. La settimana. Ora, visto che abbiamo nominato Mariano Donia, un ricordo del compianto Mariano Donia, che ha intitolato il campo sportivo di Monforte San Giorgio. Mariano era un'ala velocissima, io lo marcavo intanto sempre negli allenamenti quando facevamo le partite e tutto quanto, era un ragazzo d'oro, molto generoso. Purtroppo nella partita che avevamo contro la Gualtieriese è successo questo incidente che c'è stato e praticamente da lì, diciamo così, Mariano poi ha avuto altri problemi, altre cose, poi il 5 di febbraio, che era la nostra festa a Monforte di Sant'Agata, c'era arrivata la notizia che lui era morto appunto in ospedale e tutto quanto è stato annullato. 1978. Sì, Grazie agli anni cani. un caro amico. Nino, ha giocato contro lo Sframeli qualche partita? Sì, no, sempre in amichevole, così, oppure anche torneo, il campionato mai l'ho incontrato. Ho l'onore nel mio museo di avere a Cammelo Sfameri una bandiera del Monforte. Capitano, per tanti anni, penso che hai cominciato con Monforte e hai iniziato con Io si può dire, ecco, sono l'unico calciatore poi questo del è- Monforte che non ha mai cambiato mai, ho sempre giocato dall'inizio fino alla fine, Non hai cambiato, hai avuto sempre con sempre il il Monforte. colore sociale della vita. Invece Hai fatto un calcolo quanto partite, qualche No, statistica? ho cominciato a giocare a 15 anni con la Lega Giovanile, poi sono passato quasi subito in prima squadra e poi fino a che ho potuto ho continuato a giocare. E ora col calcio? Col calcio adesso faccio parte della dirigenza, stiamo cercando di portare su un po' il Monforte che milita in prima categoria, facciamo del nostro meglio per onorare il paese, siamo una decina di soci di cui Igor Mento è il nostro presidente e facciamo del nostro meglio per allestire al meglio una squadra, tant'è vero che adesso abbiamo dovuto rinunciare a dei calciatori che volevano venire a Monforte. Quindi, diciamo così, le fila si tirano poi sempre alla fine per capire se è stata fatta una buona campagna acquisti o meno. L'inizio è stato ottimo, promettente direi. L'inizio è stato ottimo, promettente, al di là di tutto quello che magari è stato detto che magari il Monforte era allo sbando o altro, no, il Monforte magari perde qualche giorno in più di tempo per prendere le decisioni, però le decisioni che prende le porta avanti. E la tifoseria è attiva quest'anno, possiamo dirlo, c'è una bella tifoseria Sì. È quello, rispetto agli altri anni. avere una squadra nel proprio paese e fare il proprio paese è una cosa È veramente importante. eccezionale e mi auguro che questo possa succedere un altro anno a San Piediceto con il campo che è stato verrà rinnovato e fra poco verrà penso di nuovo inaugurato, speriamo, perché mi ricordo pure all'epoca il derby Monforte San Piediceto era qualcosa di eccezionale, Era bello, apposta. accanito sugli spalti Ma in sempre campo, corretto comunque. Sì. corretto sempre, Bello. però era molto molto sentito. Presidente, fare una squadra adesso rispetto agli anni scorsi com'è? È impossibile, perché oggi come oggi è troppo costoso, non ci sono più contributi di una volta. Una volta c'erano i contributi anche dei comuni, ma si andava anche da qualche ditta e dava il contributo, dava i maglietti, le scarpe, e oggi, ecco, la divisa completa, tutto, oggi non c'è più quello. Perché qua vorrei ricordare che a Monforte c'erano addirittura 3 squadre Sì. negli anni d'oro. Pellegrino
Forte Marina e il Monforte. Sì, e c'era un periodo in cui c'era anche la Monfortese prima che venisse assorbito dal Monforte, quindi Il calcio ce l'avete nelle vene, va. È abbastanza No, ma attivo. abbiamo avuto anche fior logisticamente. di giocatori a Monforte, quindi che hanno indossato la maglia del Monforte. Ricordi qualcuno? Ma, ce ne sono stati di giocatori che hanno giocato anche in Serie C e poi, diciamo così, alla fine della loro carriera sono venuti a giocare a Monforte. Io mi ricordo quando il Monforte ha vinto un campionato che giocavano da Annunziata. questo sì, I primi la 7 prima. e a noi in prima La prima categoria. categoria, sì. E mi ricordo c'era Saccai in porta, Sì. tuo fratello a terzino, Sì, sì, poi sì. c'era Breda, Bella Macina, Speranza, Sì, Pierino. Pierino Medile, Volto, Barba, sì. Preda, non c'ho Preda. Breda, Bella Macina, Speranza, era bella mediana. Sì. Serena. Gli altri tempi. Vuoi aggiungere qualcosina? Io ringrazio Serena Sframeli che ha collaborato con noi quest'oggi. Se vuoi aggiungere qualcosina? No, io sono contenta di aver potuto visitare questo museo, è bellissimo, anzi consiglio a tutti di visitarlo, soprattutto ai bambini. Ecco, porterei i bambini della scuola calcio con cui io collaboro per fargli vedere effettivamente com'era il calcio prima rispetto al calcio di ora. Collaboro con la scuola calcio, ma diciamolo tutto. Collaboro con la scuola calcio dell'SD Torre Grotta. È una parte attiva, ho letto anche Sì, ho iniziato a all'interno. collaborare con loro, visto che comunque ho i miei figli che giocano a calcio lì, ho deciso di aiutarli e dare una mano. Una bella realtà, devo dire, a Torre Grotta. È Quello una del mio grande amico famiglia. Mario Anastasi. È una grande famiglia, i bambini sono tutti valorizzati, le famiglie dietro fanno anche un importante lavoro, si collabora al meglio. È una società molto social, l'abbiamo visto sul Sì. Calciatore Brutti, quindi Sì, un ora ottimo è sbarcato- lavoro, devo dire, È a Torre sbarcato Grotta. anche su Calciatori Brutti e ha una grande visibilità ora. Ho visto la partita. Domani ci sarà la domenica. partita della seconda categoria. Signor Sframeri, vuole aggiungere qualcosina? Io vogliamo mangiare qua appunto a Nino della maglietta che ho indossato per... Che poi i colori storici di Monforte erano questi, se non sbaglio. Bianco e azzurro. Bianco e blu erano i suoi colori storici. Sono i colori sociali del comune di Monforte. Grazie. Nino, questa è una maglia che pesa Una maglia e che storica, trasuda storica, di sì, storia sì, veramente, sì, sì. La tengo, la metto, dai, prima vista. al CER Monforte. Sì. Sono maglie storiche. Diciamo così, è stato per lui, come diceva prima, un lungo amore. Poi c'è stato l'amore perché si è sposato, ha trovato un altro amore. Ecco perché ha lasciato la squadra. Ma lui è lo storico dirigente del Monforte, perché faceva tutto lui, C'era lui, ecco, c'era lui, Rosario Nania, Sì, e sì, Franco Nania. Giorgiani, Franco Franco Nero, Giorgiani, Franco Nero, Nero, Ciccio Cappelletto, Sì, questi poi- erano le 4 persone che erano sempre molto vicine vicino alla squadra, sì. Però era tutto, no Ciccio capo ufficio. Per tutti noi era Ciccio capo ufficio. Ah, sempre denomina Nino, devo dire. Ecco. Nino è nominato sempre, ogni volta che vengo lo denomina. Quindi, Io ho un bel ricordo da tutti, d'amicizia, di stima. E ancora quando vado a Messina ci sono giocatori, mi vedono, capo ufficio, prendi il caffè. Ma così, non ti conosco. Ma io sogno questo di... O bar, io detto cosa per battere, come si chiama? Dodis. No, l'altro. Comunque, un giocatore che giocava con noi, da giusto, dice, non ti posso conoscere dopo 40 anni, sì. Io dico, non mi ricordo manco, l'anno scorso questo. Sì. sono passate molte, 30 anni. Poi no, sono un giocatore un portiere che sta a Villafranca. Cioè, mi ricordo, ho visto a Torre Grotta da, come si chiama? Noi ci pigliamo in giornata, di fronte al campo sportivo. A Remonte. Dice, non mi conosce. Così, quando uno lascia bene il ricordo così, Quello. Ciccio, non è che... tipo, E poi c'è Ciccio Cimbesi, De Luca, Troppo De Luca, sì. c'è, come si chiama, no, la spada altro, un pescivento che fa il pesce. Non mi ricordo più. E non è da fare, quindi l'anno scorso mangiamo su. Cariolo. Cariolo. Quindi per ricordare io hai questo che... Ma Nino, al museo tu ce l'hai Nino, quindi... Qualcuno ricorda Io ho una memoria... Domenica scorsa, ecco, dopo 90 anni ho rivisto Lopresti che ha giocato con noi alla mezzala. Lopresti, che era venuto lì, era sugli spalti perché suo figlio Giovane. arbitrava, no, Ah, arbitrava, è arbitrava, arbitro e Monforte. quindi Sì, adesso lui è
il comandante della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e ci siamo messi un po' a parlare, un po', era una vita. Però a riconoscere la persona ce ne vuole perché adesso magari lui non ha più i capelli. Certo. Ecco. Qualche clitta in più magari c'è sempre, quindi... Ingenuo, Antonio è ingenuo. Insieme, sì. Tutti... Comunque ogni anno noi cerchiamo sempre di riunirci, una volta l'anno ci riuniamo per fare, diciamo, una partitella tra di noi, ma più che altro è per stare a E tavola essere insieme, uniti, stiamo a insieme, distanza di anni. mangiamo qualcosa insieme e ci ricordiamo i bei tempi. Chi erano i bei tempi? Vedete veramente. Anche Filippo Ciuffirò quando siamo saliti. Filippo Ciuffirò, bravo portiere, bravo persona. Quindi tempo fa quindi. Quando a Barcellona, A Barcellona. non ne voglio. Sti caffè, ma... Forse sanno perché tu non ne pigli di giorno. Perché era nervoso la mattina, poi andiamo capire. Sta bene. Ringraziamo gli ospiti del museo, ringrazio Daniele Sframeli, il papà, Grazie, Carmelo. Nino Donia, come sempre, e il presidente Ciccio Giorgiani. Ciccio Giorgiani. Grazie a tutti e chi vuol venire al museo, Corsa Italia 36 San Pioniceto. Grazie e grazie ancora a Serena per la collaborazione. Grazie a te.